Buongiorno Presidente, ieri ci sono stati 10 anni di Viveracqua. Qual è il suo commento appunto su questa importante ricorrenza? Allora, un bellissimo traguardo raggiunto da questa società consortile che riunisce i 12 gestori idrici del Veneto, 12 società a capitale interamente pubblico, che appunto 10 anni fa hanno deciso di iniziare questa esperienza e i fondatori sono stati proprio Verona e Vicenza, da cui anche il nome Viveracqua, e decidendo quindi di mettere a fattor comune le conoscenze, le proprie competenze e sviluppare insieme tutta una serie di attività per coniugare la gestione industriale, diciamo fatta su larga scala, con una grande vicinanza e attenzione ai territori, per cui ogni singola società poi sul proprio territorio con i propri soci, i propri sindaci, i propri cittadini riesce a interfacciarsi in maniera diretta.